Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi se volete fare delle richieste potete sicuramente farle. Ospite questa sera della nostra trasmissione, Massimo Bitonci, presidente Buonasera. della Lega Nord. Tutto bene? Buonasera, tutto bene? Sì, Tutto grazie. bene? La vedo rilassato dopo le vacanze natalizie? Sì, Sono andate qualche bene? giorno di tranquillità, anche se dopo alla fine si sa che quando ci sono le elezioni alle porte c'è da fare tutti i giorni. Comunque, insomma, almeno qualche giorno a Natale sono riuscito a stare con la mia famiglia. Senta Massimo Bitonci, ha avuto una campagna elettorale lunghissima per quanto riguarda le amministrative di Padova, ora ce l'ha un po' più corta per quanto riguarda quelle nazionali, insomma qui si tratta di un paio di mesi, dunque sarà un altro periodo impegnativo insomma da parte sua. Sì, penso che queste siano le elezioni veramente più corte che mi ricordo. Il 29 già di questo mese c'è la presentazione delle candidature e poi si va a votare il 4 marzo, quindi delle elezioni fatte in periodo invernale. Sappiamo insomma anche che in periodo invernale non è che facile fare manifestazioni in giro così, quindi probabilmente ci saranno sì dei gazebo, ci saranno delle serate, sarà affidata molto probabilmente anche ai media, perché alla fine quando si fanno le campagne così, quando in periodo freddo, molte persone magari seguono più le TV locali e le televisioni, ecco. Quindi ci saranno molti confronti, penso, Intensi televisivi. e intensi anche soprattutto. Volevano una parte diciamo, una parte politica italiana voleva queste elezioni rapide, vicine ed è stata accontentata. Chi avrà questo vantaggio di avere le elezioni praticamente fra 2 mesi, un mese e mezzo, dunque il 4 marzo, dunque 2 mesi insomma più o meno? Ma sappiamo che ormai la legge prevede che debbano essere sempre fatte prima delle elezioni precedenti, quindi questa volta scadevano veramente a meno di una modifica con una legge speciale. Questa volta scadevano effettivamente all'inizio dell'anno. E penso un vantaggio un po' di tutti, il centrodestra che voleva andare a votare comunque subito. Ricordiamo che Salvini è da ottobre-novembre che continua a dire insomma andiamo a votazioni, andiamo a votazioni, e così anche il resto del centrodestra. In realtà anche il centrosinistra, vedendo che c'è un certo calo del consenso, ma non lo dico io perché insomma sono della Lega Nord, ma è abbastanza evidente, i sondaggi stanno dimostrando che dallo scorso anno c'è quasi un calo di un punto percentuale ogni mese e quindi probabilmente anche il PD insomma, ha voluto andare a votare il più presto possibile un po' per cercare di arginare questa deriva. Però devo dire che veramente nonostante il grande, e qua siamo su una TV locale ovviamente che dà spazio a tutti quanti, però sulle TV nazionali insomma devo dire che il peso in periodi non par condicio come questa che ha il governo e il Partito Democratico è esagerato Però, rispetto al peso che ha il partito. però c'è un po' di contraddizione perché se prima mi dice il partito di sinistra, il PD, perde un punto al mese, anche se si fa una grande pubblicità a livello nazionale non serve per Ma si vede migliorare. che, no, ma si vede che alla fine i media, anche a livello nazionale, spostano quello che spostano. Cioè, io dico, nonostante il supporto da parte delle TV nazionali, soprattutto direi di Rai 1, ma anche di Rai 3, ecco, che sappiamo che sono le due, insomma, una è filogovernativa, l'altra è sempre stata Certo. legata ovviamente al mondo della sinistra. Nonostante questa spinta, comunque il PD è in caduta libera. Certo, vorrebbe Ma lo dire che sanno se anche non loro, avesse... No, cioè certo, no, no, ma... le previsioni sui collegi uninominali, ma non lo diciamo noi, lo dicono anche loro, basta guardare un po' le interviste dei loro rappresentanti, anche qua in Veneto, si sa benissimo che sui 28 collegi che ci sono uninominali tra Camera e Senato, le possibilità che il PD ne vinca qualcuno, non metà, qualcuno è bassissima. Allora, prima di andare a vedere, poi Quindi probabilmente chiedere... in Veneto ci sarà uno dei risultati migliori a livello nazionale per quanto riguarda il centrodestra. Ecco, poi chiedo alla GE, metteremo in servizio il secondo, non il primo. Questo ovviamente è legato al traino della regione, al lavoro fatto da Luca Zaia, dall'effetto Certo, del certo, referendum, ecco quindi certo. c'è un effetto positivo del lavoro fatto. E andremo a Massimo Bitonci a vedere le strategie un po' di tutti i partiti nel servizio di Elisabetta Corazza. Però prima di vedere questo, le chiedo,
Si sa già da tempo che ci sono queste votazioni, si sa già da tempo quasi chi vincerà. Dicono tutti che vincerà come partito il Movimento 5 Stelle, che il centrodestra batterà facilmente il PD che è in perdita, e chi governerà questo paese, Massimo Pitonci? Ma Se così succede. in realtà rispetto a un paio di mesi fa dove la situazione poteva essere quella di, di tre poli, insomma circa con il 30-32%, il 30%, la situazione sta un po' cambiando perché il PD sta perdendo molto, la spaccatura che hanno avuto al loro interno e che quindi con la Certo. componente diciamo più a sinistra che ha fatto un proprio raggruppamento che comunque 7-8 punti percentuali li porta via, questi sono i sondaggi, succederà anche ovviamente a Padova dove l'ex sindaco Zanonato e comunque della componente si è staccato dal Partito Democratico e probabilmente sarà anche uno dei candidati. Il centrodestra sta aumentando i propri consensi, siamo passati da un 35% dei consensi sommando Fratelli d'Italia, Lega Nord e ovviamente Fratelli e Forza Italia. Si sta passando da un 35 a già un 40% adesso. Le previsioni dei prossimi 2 mesi è che si possa superare questa soglia del 40%, che darebbe la possibilità, soprattutto al Senato, perché il tema è quello del Senato, di avere la governabilità, cioè di avere la maggioranza. E quindi insomma la possibilità che il governo di centrodestra torni a governare l'Italia è una Abbastanza. possibilità. E se ciò non accadesse? Sarebbe un tema insomma difficile da districare perché comunque noi per esempio come Lega Nord non faremmo mai un accordo con il Partito Democratico e i partiti della sinistra. Adesso non so cosa potrebbero fare gli altri della coalizione. Però la può fare con il Movimento 5 Stelle? Però sul Movimento 5 Stelle diciamo che se dovesse esserci questa situazione, anche Matteo Salvini tempo fa ha detto è una questione programmatica, no? Cioè se all'interno di un programma delle varie componenti ci sono dei punti che possono essere gestiti assieme, riguardano solo la sicurezza, il tema di carattere economico, il tema Migrazione? dell'immigrazione, il tema del sociale, ci sono la cancellazione della legge Fornero, penso che su questo anche il Movimento 5 Stelle non abbia nulla da eccepire. Ci sono alcuni punti magari che possono essere Ma condivisi, lei, però per carità noi abbiamo la nostra autonomia è centrodestra e quindi certo, penso però che mettiamo che adesso si è come supera. fare dei ragionamenti che insomma sono estremamente precoci, però in realtà Però sono da fare. all'interno del centrodestra dovremo trovare il risultato che porti poi i voti necessari Per poter governare. e i deputati e i senatori necessari a poter governare. Beh, su questo siamo d'accordo, però bisogna fare ragionamento da tutte le parti. Allora, la domanda che le faccio, i leader di questi partiti avranno già studiato le varie strategie. Ok, prendiamo il 40, governiamo, c'è chi prenderà più voti che sarà il responsabile del governo, ma se ciò, come dicevo prima, non dovesse accadere, i leader Berlusconi, la Salvini, la Meloni e chi per loro, insomma, ha già deciso secondo lei le strategie per poter governare questo paese oppure è ancora tutto campato per aria? Assolutamente no, cioè il dopo e al di fuori del centrodestra è un ragionamento che si porta a dopo ovviamente il risultato del 4 di marzo. La cosa molto positiva è che il trend per quanto riguarda il centrodestra è positivo, per gli altri è negativo o stazionario. Per esempio per quanto riguarda i 5 Stelle è abbastanza ormai così stazionario. Peraltro, insomma, anche il leader del Movimento 5 Stelle, insomma, dal punto di vista dell'esperienza di governo sembra abbastanza, cioè perlomeno per noi lo riteniamo abbastanza debole, molto debole, anche guardando il curriculum e guardando la sua esperienza anche Certo. lavorativa. C'è una nazione da portare avanti, insomma, noi anche tra
quelle che saranno le varie candidature all'interno del movimento Lega Nord. Noi cercheremo di individuare tutte quante persone che abbiano un'esperienza. Soprattutto abbiamo introdotto questa, diciamo che non è una novità, però noi l'abbiamo sempre fatto, chi ha già ha un posto di lavoro, in modo che non si possa dipendere dalla politica. L'abbiamo deciso proprio l'altro giorno in sede di nazionale. Non candideremo sindaci incompatibili, cioè sindaci che comunque sopra un certo numero di abitanti, persone che hanno anche un curriculum professionale adeguato al ruolo che deve essere poi esercitato. Cioè, cercheremo di costruire comunque delle liste con una classe anche politica formata da sia amministratori locali e persone militanti che abbiano almeno 5 anni di militanza, ma che comunque abbiano una certa esperienza, in modo che il gruppo che andrà al Senato e alla Camera sia un gruppo competente e possa svolgere il ruolo di senatore deputato, quindi nella migliore maniera possibile. Ecco, prima poi andare a vedere, come dicevo prima, le strategie dei vari partiti. C'è un problema, c'è l'assenteismo, questa volta non siamo più a luglio, agosto, dove la gente va al mare, qui siamo a marzo, dunque sono finite anche le vacanze invernali, quindi la gente a casa può andare a votare. La gente, secondo lei, Massimo Bitonci, andrà a votare, e se no, perché non va? Perché ci sono tante promesse non mantenute, perché alla fine, io una delle voci ricorrenti sono sempre i soliti, Gasparri, Berlusconi, sono sempre la solita solfa e basta, la gente si lamenta, ecco il motivo per cui vanno nei 5 Stelle, ecco perché la gente non va a votare? E ci sarà una forte... Abbiamo avuto un calo importante, a parte che c'è un trend storico, quindi bisogna vedere nel corso degli ultimi 10-15 anni c'è stata comunque una diminuzione che è molto simile un po' in tutti i paesi occidentali. Quindi c'è un po' un allontanamento, ecco, delle persone. Io non lo trovo assolutamente giusto per quanto riguarda le amministrative, cioè io trovo che questo sia un errore fondamentale. Cioè chi non va a votare alle amministrative è l'unico sistema con cui puoi eleggere direttamente il sindaco, il tuo sindaco. Il fatto che a Padova l'anno scorso al ballottaggio abbia votato solo il 55% dei padovani è una cosa, diciamo, non accettabile. A Verona anche meno addirittura. Non accettabile, nel senso che vai a votare il tuo sindaco, non è che metà città non può andare a votare, ma perché intanto non bisogna fare le elezioni a luglio. Cioè, anche il secondo turno dell'anno scorso a Padova è stata fatta la terza settimana di giugno, quando molte famiglie ovviamente erano al mare, avevano i figli piccoli, quindi quel tema là. E penso che già il fatto che si voti a marzo adesso vedremo che la risposta non sarà così negativa come è stato in alcuni periodi. E bisogna considerare che in alcuni periodi dell'anno non si possono fare le votazioni, certo, che vengono fatte in periodi in cui la gente magari non va in vacanza. Poi c'è ovviamente tutta una, diciamo così, componente di persone che non vanno a votare volontariamente, cioè non vanno a votare perché non credono magari che possano cambiare le cose e che il sistema possa cambiare. E dopo c'è una componente ovviamente che c'è sempre stata, di persone a cui non interessa la politica, cioè che comunque dicono non mi interessa, non vado a votare, e magari dicono beh, che facciano gli altri. Il quarto punto lo dico io, non è che poi la classe politica, quando è ora di fare le candidature politiche, promette a destra e a manca e poi non mantiene? Cioè, è abbastanza naturale che durante la campagna elettorale uno dica delle cose, no? L'importante è che poi le cose vengano poi mantenute e realizzate. Questo quindi dovrebbe esserci anche un checking sempre continuo, però a chi lo affidiamo? Ai giornalisti? No, cioè, no. Adesso io potrei anche difendere la categoria, però se guardo il caso Padova, il caso padovano,
e vedo quello che è stato promesso in campagna elettorale e quello che dopo è stato fatto, esempio ospedale, esempio tram, esempio, ne avrei decine di esempi da fare, dico ma come se facciamo un check, hai promesso di portare avanti l'ipotesi dell'ospedale in centro a Padova e dopo sei andato un mese fa a firmare l'accordo di programma su Padova Est come aveva detto Bitonci, sul tram dici che vuoi fare questa cosa, però probabilmente alla fine andrai a fare il progetto dell'amministrazione Bitonci, quello del bus elettrico, perché così, adesso diciamoci francamente, facciamo un check, quindi ci vorrebbe anche serietà da parte della, chiamiamola opinione pubblica e dei media, di dire senza avere dei preconcetti legati a posizioni politiche precostituite, va bene, o di parte o di interesse, e dire no, guarda, tu caro Mario, no? Va bene, hai promesso questa cosa, hai fatto il contrario, va bene? Ma no dire giustifico questa cosa perché si può anche cambiare idea, ma fondamentalmente abbiamo ottenuto di più di quello che avevamo detto prima, perché così, che poi sappiamo tutti che non è vero, ecco. Ma sono tutte quante lucubrazioni mentali, cioè se tu dici adesso che vai al governo e tagli le tasse, devi tagliare le tasse. Io quando sono andato al governo della città e ho detto che tagliavo le tasse, ho tagliato le tasse, certo. Sì. Mi è stato riconosciuto parzialmente perché devo dire la verità che cioè, nessun amministratore, né questo né quelli passati, avevano mai tagliato le tasse perché tutti avevano aumentato un punto di qua, un punto di là così. L'unico che ha diminuito, che ha fatto il taglio dell'IRPEF, il taglio dell'IMU, ha tagliato la cosa sulle tende, sull'ombra, ha tagliato completamente delle tasse che non ha, è stato riconosciuto, per carità, metà dei padovani hanno votato, sì, però altri se ne sono completamente fregati. Io sa la mia idea, ne ho già parlato, credo fuori onda, in onda, non credo sia, perché poi anche lei quando si è candidato come sindaco di Padova ha detto il nuovo sul vecchio, l'aveva fatto anche lei, poi credo che sia giusto, uno può anche cambiare strategia, non credo sia una... Vabbè, ma ho creato un percorso, certo, dove a novembre dello scorso anno, novembre di un anno fa, no, ecco. Ma è stato lei una cosa, Bitonci? Io avevo preparato il percorso, cioè senza l'individuazione di 500.000 metri, senza l'accordo fatto con i privati, va bene, per dire dateci i 150.000 metri che mancano e li mettete di fianco all'ospedale, non avrebbe firmato nessuno l'accordo di programma, perché non avrebbero avuto i metri quadri sufficienti, quindi alla fine sono andati sul progetto Bitonci, Zaia, Rizzuto. Ma io di fatti non contesto questo. Mi è piaciuto tempo fa quando l'ho intervistato a Padova lei aveva proibito le biciclette in centro, poi disse ci siamo accorti che non era giusto, abbiamo rimediato. Rimediare allora credo sia una cosa intelligente, una bella cosa, non credo sia una cosa ma non da parte di tutti, fare una campagna elettorale dando contro all'altra parte su delle cose, dopo tu fai le cose tutte identiche le cose dell'altra parte. No, ma è da apprezzare, vuol dire... Non c'è una delle cose che sono state dette nella campagna elettorale, a parte il fatto dell'orario dei kebab, con tutti i cittadini contro, certo, l'unica cosa che hanno fatto, che avevano promesso in campagna elettorale, è di allungare l'orario dei kebab dalle ore 20 alle 22. No, ma c'è la canzone, applausi, certo, anche. Se vuole parliamo di... No, era finito a mezzo, perché ogni tanto ci ridiamo su, ma insomma c'è tanti padovani che piangono. Certo, poi al di là di tutto io dico i meriti dell'uno, poi dico alla fine sono contento che l'ospedale verrà fatto, perché alla fine il cittadino padovano si aspetta quello, perché anche... Aspettiamo. Deve venire il Consiglio Comunale. Speriamo che verrà fatto, insomma, speriamo. Cioè, io mi aspettavo che settimana scorsa venisse il Consiglio Comunale. Adesso abbiamo scoperto che il sindaco lo porterà dopo le politiche. Abbiamo detto, ma perché dopo le politiche? Che problemi ci sono? Ma lei non approva, ha detto quello che ha fatto. Io voto favorevole, ma allora, settimana prossima. Anche l'opposizione vota favorevole, qual è il problema? E bisogna portarla a marzo, allora? No, adesso non lo so il motivo, non me lo chieda perché non lo so il motivo. Lo so io il motivo. Lei lo sa, se me lo vuole dire anche a me. No, ma perché ovviamente hanno paura che il Consiglio Comunale dica di no. La parte diciamo così, che è contraria
a questo, che è quella che fa riferimento a Lorenzoni, voti contro, ecco, sono 5-6 consiglieri. Ma noi abbiamo detto che votiamo, qual è il problema? Non è un problema, non so nemmeno io il Ma motivo. Spostare di altri 3 mesi, portarlo dopo marzo, perché forse non hai i numeri di consiglio. Questo non lo so, però so che anche l'opposizione era una bella cosa. Noi votiamo perché è il progetto nostro. Certo, appunto, ho la posizione più la maggioranza vota, quindi alla fine dico da Padovano l'ospedale verrà fatto, è quello che interessa soprattutto alla gente. Senta, ho fatto perdere il filo perché avevamo detto parlavamo in nazionale, invece lei è ritornato. Andiamo sul nazionale. Sì, avevo perso proprio il filo delle domande che volevo fare, che le avevo preparate. È più divertente. Proprio, no, beh, se ritorniamo qui poi non ne veniamo, perché io sono dell'idea su Padova, ho un'idea mia personale, poi sbagliare, io non credo che l'ospedale o altro c'entri molto nella cosa, io credo che Massimo si poteva rimanere 10 anni qui, questo è un mio motivo, un mio pensiero personale che posso e può essere smentito anche domani perché sicuramente ne aveva le capacità. Detto questo, in nazionale stavamo dicendo che i politici promettono, ci siamo fermati proprio su questo filo e poi non mantengono. E io stavo portando un esempio, ora ricordo che Renzi quando fece la campagna elettorale disse io quando sarò al governo toglierò le accise alla benzina, si ricorda? E le accise sono rimaste. È una banalità. No, sono aumentate le accise. Sono aumentate, tanto meglio. La domanda è perché uno va lì, promette tante cose e poi non le toglie? Perché alla fine a Padova, ok, ha detto cose diverse, però l'ospedale viene fatto. Qui invece dico togliamo le accise, ho fatto l'esempio delle accise, mentre le accise rimangono. Perché uno quando va al governo, i Salvini di turno, il Berlusconi, il Renzi, chi andrà a governare, quando fa queste promesse il Movimento 5 Stelle dice toglieremo le accise, va al governo e toglie le accise, così dà certezza al popolo e dà fiducia agli elettori. Perché... Risolveremo il problema dei rifiuti, facciamo il caso credo i 5 Stelle sono i più grandi urlatori, no? Ecco, risolveremo il problema dei rifiuti a Roma. Risolto il problema dei rifiuti a Roma? No, non mi pare che sia una settimana che governa, anzi andremo a portare, e dopo alla fine i rifiuti magari li portano su un'altra regione. Ecco, ma perché tanto difficile? Perché un discorso è parlare, un discorso è governare. Io lo dico sempre che ho fatto il sindaco 12 anni e mezzo, più 8 anni vice sindaco, quindi ho 20 anni l'amministratore locale. Va bene, e con risultati, diciamo, territoriali molto così apprezzabili, perché i problemi risolti anche nei 2 anni e mezzo di amministrazione padovana sono tanti, anche solo con la cancellazione delle società pubbliche, perché quando si parla del tema delle cancellazioni dei posti e delle società pubbliche, ci sono solamente poche amministrazioni che hanno seguito le direttive e hanno fatto fusioni, cancellazioni, così le altre non le hanno fatte, perché i temi sono tantissimi anche a livello nazionale. Allora noi cosa diciamo? Diciamo che intanto andiamo a cancellare quella che è stata una scelta abominevole che ha messo in difficoltà non centinaia di persone, decine di migliaia di persone, che è la legge Fornero, che ha lasciato a metà del guado persone che dovevano andare in pensione e si sono trovati a 55, 56, 57 anni con né la pensione né la prospettiva né niente. Quindi la cancellazione della legge Fornero, che questo è uno dei primi punti. Lei interrompo maleducatamente e le chiedo anche scusa. Andiamo a vedere il servizio perché poi vedremo le promesse fatte dai partiti in questa campagna elettorale e poi dopo le commentiamo. Perché io vi dirò anche le coperture, perché quello che non fanno gli altri, quello che non fa il Movimento 5 Stelle, quello che non fa il PD, quello che non fanno, non vi dicono le coperture. Cioè, se Dio prometto di tagliare le tasse, vi dico anche dove vado a prendere i soldi. Perfetto, va bene? strategie. Come ho fatto a Padova, ho tagliato le tasse e vi dico dove ho andato a prendere i soldi. Vediamo le strategie dei vari partiti, poi le commentiamo con Massimo Bitucci. Servizio di Elisabetta Corazza, vediamolo. Che porta alle prossime elezioni si annuncia una campagna elettorale le cui promesse avanzate dai vari partiti e coalizioni ricadono sulla fiscalità generale. La novità rispetto al passato sta nella ricerca dei voti degli italiani con promesse di risparmi e sgravi fiscali che a lungo andare rischiano di annullare le già scarse risorse disponibili per gli investimenti e andrebbero a tagliare la spesa corrente. Il centrodestra propone di cancellare la riforma Fornero sulle pensioni, una promessa che per Lega, Forza Italia
Italia e Fratelli d'Italia punta ad azzerarne gli effetti deleteri, ma quando si toccano le pensioni è bene guardare agli impatti sui conti a lungo termine. Ebbene, eliminare tale riforma costerebbe oltre 300 miliardi di euro in un tempo di poco superiore ai 40 anni, secondo quanto stimato dalla Ragioneria Generale dello Stato, e questo in virtù del sistema previdenziale attuale. Uno sforzo finanziario enorme per lo Stato, al pari di altre promesse elettorali, quali per esempio l'abolizione del canone RAI annunciato dal Partito Democratico, che costerebbe 1 miliardo e 700 milioni l'anno, o la cancellazione delle tasse universitarie, proposta da Piero Grasso di Liberi e Uguali, che graverebbe sui conti pubblici per oltre 1 miliardo e 600 milioni l'anno. Non sono da meno i 5 Stelle, con la proposta di introduzione del reddito di cittadinanza, una sorta di stipendio minimo garantito dallo Stato in assenza di altri introiti, che costerebbe fino a 15 miliardi di euro, se non di più, vista la proposta di arrivare ad elargire 1.950 euro mensili per ogni nucleo familiare composto da 2 figli di più di 14 anni. Queste sono solo alcune delle proposte elettorali avanzate in questo inizio di campagna elettorale. Certo, poi bisognerà leggere attentamente i vari programmi ufficiali, ma ora come ora le intenzioni dei partiti si annunciano più indirizzate a disfare che a fare. Tant'è vero che di progetti di crescita e di modernizzazione che promuovano lo sviluppo e che producano lavoro e occupazione per ora non ce ne sono. Ecco, nell'ascoltarlo abbiamo fatto un sorriso a Massimo Vitucci, perché tutti i partiti promettono. Abbiamo Elisabetta nel servizio, ha ovviamente preso le cose più importanti. Promettono, giustamente come diceva lei prima, dove trovano i soldi, ma poi non le mantengono, perché non ci sono i soldi, perché c'è la burocrazia, perché ci sono queste promesse per vincere, per quale motivo? Poi succede, io dicevo prima di entrare in trasmissione, che la gente si stanca, vota 5 anni Berlusconi, 5 anni Renzi, 5 anni Berlusconi, 5 anni Renzi, 5 anni Salvini, mai una continuità, mai un progetto serio per il Paese e sempre un po' di confusione c'è. A parte che l'alternanza c'è in tutti i paesi democratici, D'accordo. Perché succede negli Stati Uniti d'America, Sì, quindi insomma parliamo di un paese insomma a noi anche molto L'alternanza succede però molto dopo vicino, 2 quindi... mandati, di solito in America governano per 2 mandati il Presidente. Qui un comunque po' meno. hanno avuto 8 anni di governo, Sì. il centro-sinistra senza peraltro mai eletto un premier o un rappresentante, quindi insomma avuto i loro anni li hanno avuti per poter dimostrare. Cioè tanto il servizio ovviamente è fatto bene, e facciamo anche i complimenti a chi ha fatto il servizio, che è una vostra insomma, collaboratrice peraltro molto brava. E, il servizio è lo specchio di quello che succede a ogni elezione politica, è identico, succede così con temi magari leggermente diversi, ma sono sempre quelli. Cioè dire che cancelli il canone RAI quando pochi mesi fa l'hai messo dentro la bolletta dell'energia elettrica, va bene, è abominevole, cioè che siano gli stessi che fanno queste proposte quando tu per obbligare la gente, e te lo dice uno che non ho nessun problema a dire che io il canone RAI, adesso vabbè hai detto la bolletta, però che il canone RAI quando c'era da pagare non l'ho mai pagato, ho fatto la disdetta e tutto, non ho mai pagato, perché penso che se una persona decide di guardare la televisione, deve guardare la televisione dei programmi che devono essere liberi e deve essere pagati attraverso lo strumento della pubblicità di tipo commerciale. E uno dice, ma la RAI garantisce un servizio pubblico. Tu mi spieghino qual è il servizio pubblico che fa la RAI tutti i giorni, guardando le trasmissioni che fa la RAI. Qual è il servizio pubblico? Qual è? Beh, i documentari che vengono fatti, non vedo più documentari che vengono fatti alla RAI, va bene? Rai 4, sì, Rai... va bene, Rai 4, Rai 5, Rai 6, Rai 7. Io parlo dei canali quelli che vengono visti normalmente dalle persone. Ci sono spettacoli che sono puramente di carattere commerciale, va bene, con pubblicità continua, va bene, lottizzazioni delle reti RAI, va bene, Rai 1 a questi, Rai 2 a quegli altri, Rai 3, ecco. Quindi se viene tolta questa spesa, il problema non è cancellare il canone, è privatizzare la RAI, cioè è dire, cara RAI, ti arrangi come fanno queste TV, come fanno le TV locali, vai a prenderti la tua pubblicità, quindi il problema non è la spesa
del canone, non dovrebbe neanche esserci cane, ma di contro per recuperare quel problema là, io la RAI la metto in vendita, che se la compri qualcuno, che dopo però deve andare a ricerca dei finanziamenti, perché ci sono delle TV private o anche delle TV nazionali che comunque sono private e una TV pubblica che è lo specchio, è l'identico specchio delle TV private. Non deve succedere più questa cosa. Io penso che un governo deve pensarci seriamente, come succede in tanti altri stati, perché il servizio pubblico in realtà non esiste. Ma vi ricordate quando c'è stata l'alluvione in Veneto? Ma chi sono state le TV che hanno fatto il servizio giorno e notte, mandando gli operatori con le telefonate dicendo qui siamo isolati, non sono arrivati? Sono state le TV locali. Si è visto qualcuno della RAI andare in giro per il territorio quando c'è stata l'alluvione in Veneto o il terremoto in giro da qualche parte? Mai. Sono sempre le TV locali che fanno questo tipo di servizio e hanno tagliato anche il contributo alle TV locali. Quindi io sono perché la TV pubblica, non esiste la TV pubblica, quindi che sia TV tutta quanta commerciale, ognuno sceglie i propri canali di comunicazione. Anche perché lei è stato, credo, a porta. Per fare una trasmissione come questa, magari qui ci sono 2 o 3 persone, a porta ce ne sono 20, cioè già i costi sono moltiplicati per un numero infinito quasi. Sì, e poi è chiara la politicizzazione che c'è comunque, c'è nelle TV private, c'è nella TV pubblica, c'è poco, quindi dire che c'è una par condicio nella TV pubblica è prendere in giro i cittadini che sanno benissimo che c'è una lottizzazione, che è una cosa completamente diversa. E qua abbiamo smontato il discorso Ma perché la domanda poi continua, perché fanno queste promesse allora? Le promesse sono fatte ovviamente per cercare di invogliare il cittadino a votare, ma allora io penso che una promessa, noi è ormai da anni che diciamo che la riforma Fornero è una riforma sbagliata, dopodiché secondo me sui dati c'è qualcosa di sbagliato in quello che viene, perché il problema non è cancellare completamente il sistema previdenziale, ma è intanto cercare di sopperire nei confronti di quelle persone che si sono trovate nel guado. Lo stavo spiegando prima, c'erano persone che avevano contrattualizzato l'uscita dal mondo del lavoro e si poteva fare, no? 57, 58 anni, no? 2 anni prima di andare in pensione, va bene, avevano fatto degli accordi di carattere aziendale. Da un momento all'altro quelli si sono trovati fuori dalle aziende, va bene, e senza la possibilità di arrivare poi alla pensione. Quindi abbiamo avuto persone che comunque non riuscivano a trovare posto di lavoro, perché quanti cinquantenni, quanti 55enni che con la crisi sono rimasti a casa e che non erano più ricettivi purtroppo per il mercato del lavoro? Una montagna, perché parliamo della disoccupazione giovanile, che sì, che è importante, ma c'è tutta una disoccupazione nascosta di persone magari che si vergognano anche di dirlo, perché magari hanno figli e che sono rimaste fuori dal mercato del lavoro grazie a una legge che è stata fatta dalla sera alla mattina. Questa è una cosa, questa è una garanzia. Tu non puoi dire il direttore Borile va in pensione domani mattina e dopo dirgli no, scusa, avevo sbagliato, va in pensione fra 7 anni. E dice, ma scusami, io ho firmato un accordo? Me l'avevi detto tu che potevo andare in pensione fra 6 mesi. Adesso mi dici invece che è il mio posto di lavoro e allora tu il Borile va presso l'emittente e dice purtroppo hanno cambiato le carte e sono qua ancora a disposizione. Dice no, scusami, tu sei vecchio, abbiamo preso così perché sai la crisi, una cosa l'altra. Ecco, ci sono migliaia e migliaia di persone che si sono trovate in questa situazione. Questa è una cosa che noi diciamo che va risolta. Non è il tema dell'anno in più, l'anno in meno, così. Ci sono persone che sono rimaste fuori e quelle vanno riaccompagnate e portate all'età pensionile. E dopo c'è tutto il tema di carattere economico, cioè la questione della tassazione, e tutti stanno andando un po' su questi temi, è un tema probabilmente importante, fondamentale per questa campagna elettorale. Perché? Perché ormai siamo arrivati a livelli indecenti. Quando la tassazione arriva tra tasse dirette e indirette e costo della burocrazia e dello Stato che è circa 5 miliardi per le imprese, quindi la burocrazia costa tanto quanto una manovra finanziaria, quando arriviamo che un artigiano
paga circa quasi il 70% tra imposte dirette e indirette e balzelli vari, e che quindi lavora fino a settembre per lo Stato e forse gli ultimi 3 mesi per se stesso, cioè questa società è in crisi. È in crisi anche per questo. E per quello io dico tante volte che esiste, e mi attaccano quando dico che c'è un'evasione che si chiama evasione di sussistenza. Perché quando un artigiano evade, va bene, evade perché magari non paga l'IVA, si finanzia con l'IVA, io che faccio anche commercialista, si finanziano con l'IVA, va bene, ma per che cosa? Per andare alle Maldive? Ma per pagare i dipendenti? Per mandare avanti l'azienda? Con la fregatura che hanno preso con le banche venete. Ma sapete in Veneto quante aziende che sono in crisi, oltre ai privati, perché sono rimasti buggerati dal sistema delle banche venete? Le faccio domanda e lei comincia a darmi la risposta dopo la pubblicità, perché abbiamo già sforato. E se vincerà il centrodestra, in quanto tempo riuscirà a sistemare subito la legge Fornero il centrodestra? Me lo dirà dopo la pubblicità, tra poco.